La neve alle porte, com'è la situazione, quali sono le emergenze di queste ore? Le emergenze sono quelle tipiche di un'alluvione, ma che sembra un terremoto, perché questa alluvione ha generato un dissesto sul territorio davvero notevole, soprattutto nella Valle dell'Agordino, ma non trascuro anche la piena del Piave nelle zone di San Pietro. Ecco, dare un tetto a queste persone è la prima emergenza. Ma il tetto ce l'hanno, nel senso che è stato scoperchiato, ma loro sono così bravi che stanno lavorando, i vigili del fuoco, la protezione civile, la regione, tutti insieme per ripristinare le condizioni minime di sopravvivenza prima della neve. Poi i lavori più importanti, ridare l'acqua, la corrente, la luce, il telefono, le comunicazioni è già avvenuto. Però bisogna stabilizzarli perché sono azioni ancora non completamente stabilizzate, anche se oggi la corrente ce l'hanno dappertutto, i telefoni si sentono dappertutto, ma ancora in modo precario. Ci vuole raccontare com'è stato intervenire in un'emergenza di così vaste proporzioni, con paesi interi isolati, difficoltà di comunicazione anche tra voi stessi e le altre forze dell'ordine? È stato difficile, ma questa volta le previsioni del tempo non ci hanno trovati impreparati. Sono state previsioni del tempo fatte dall'ARPAV o da altri agenti che si occupano di meteorologia talmente precise che il sistema d'allarme si è mobilitato qualche giorno prima, quindi tutti eravamo pronti con i richiami del personale dislocati sul territorio. Non ci si aspettavano venti di questa intensità, 180 km/h sono venti davvero che nessuno ricorda, ma è evidente che la macchina dei soccorsi era pronta. L'intervento è avvenuto quasi subito, in contemporanea con l'azione del clima così disastroso. I danni generati dal vento, ovviamente dall'acqua, non sono minori, ma i soccorritori erano già pronti sul posto e questo vuol dire aver azzerato i tempi di arrivo in quelle zone che sono impervie. Quanti siete ancora lì? Quanta gente sta lavorando? I vigili del fuoco sono 3 sezioni operative, quindi circa 200 unità, oltre al raddoppio del personale che c'è al comando di Belluno. La gente della montagna ha paura che voi ve ne andiate presto. La gente della montagna ci dice di aiutarli, ma i primi aiutanti di se stessi sono loro, perché veramente ho visto donne ottantenni con la vanga in mano a levare il fango dalle loro cantine e poi col sorriso sulle labbra chiedendoci di ritornare anche per mangiare polenta e funghi quando tutto sarebbe stato ripulito.